Erin notte in nule ana chircao de uchidere a Roberto Pinna, che imbantannos allevadore babu de Paolo Enrico Pinna su pizzinu de che novannos condennao a 20 anni de galera per omicidio de Gianluca Monni di Orune e Stefano Masala de Nule. A Pinna ana chircao de l'uchidere sinde des azienda sue in susartu de Savidda, tancande su cancellula ni sparà una fusilada che l'afferto a un brazzo, somine resissia si vughire ata denunziao diretto su vatto a sos carabinerisi. Sor militare desa compagnia de Bono e de su comando provinciale de Tattari sono su priosa sull'occu des impostata e hanno fatto sul rilievo tottusa notte per poter mandare ad innanti sas indaginese. Sos carabinieri sono pensando che sia tutto ligato a sa morte de Monni e de Masala, prosa cale su vizzo sti sta condennato a sa pena massima e sti sta accusato per i suvradile Alberto Cubeddu, 23 anni de ottieri, che este rinviato a giudizio de su gruppo de su tribunale de Nugoro. A Gianluca Monni l'hanno morto su Manzano des 8 de maio 2020 chino Rune, settando su postale per andare a scuola a Nugoro. Stefano Masala invece mancata dai nule dai susero prima. Prosor Zuzzes ed Tattari la mortu Pinna pro che livurare sa macchina che appustisata in preao pros impostata a Monni e pro lighettare sa necche desomicidio a Masala su Nugalu alla cattare oie. Sa manifestazione de protesta des ordipendenter desa provincia di Nugoro e Zastra, a maniera des sindacats confederales CGL Cisle Will e desa RSU, sta accabada che sa consigna su prefetto de su documento unitario nazionale su prasa situazione desa provincias. A postir desa bozzadura de su referendum costituzionale e sa approvazione in Sardegna desa riforma des enti locali schicata cancellao sa provincia regionales e fatto una schiresa città de metropolitana de Casteddu, sa provincia di Nugoro è storrada che in so Zastra e este amministrata da un commissario che risponde a sa giunta regionale ma che senza dinare propode sparare fronte a sar funzioner de legge. Procursus sindacauso in sa matessi die desa protesta nazionale ana riuniu ducentor dipendenter desa provincia indennantir de su palato dessente promogere appustis a prefettura ove so rappresentante sindacale sana consignao su documento a su rappresentante di su governo. Sa situazione finanziaria dessente di fatti sta pistichinzande su sindacauso pro tancare su bilancio mancana 15 milioni di euro in pericolo bisogno su stipendio de sa compimento de sar funziones che a sa manutenzione de sos caminoso de sos istitutos scolasticos superiores desamparo desambiente. A livello nazionale pro mancanza de dinari una scantas provincias ana zai suspeso sos paccamentos. Procussu sos sindacauso pedini a sa regione de crompire sa riforma e dare a sas provincias sos medios finanziarios e giuridicos pro tornare a traballare in grassie deusu. Ha faveddao proprio de 3 ore che in su GIP del tribunale de Casteddu, Armando Benvenuto Bollani, sumere de Sainecco, a sos arrestos domiciliares in ambito des inchiesta desa procura de Casteddu che per tocca tasa Fluorsid de Macchiareddu, sor dirigente suo su un accusato de assozio a delinquere e disaccatto ambientale. Sumere de Sainecco che in su GIP ha faveddao de su chivachia tasa Fluorsid e desordur dipendentes indagaus e boccaur de presone in Sardie Scoladas. A pustir de Bollani su GIP inteso a Giancarlo Leccis, un attiru desor arrestauso chi come este a sor domiciliares. Sostrer dirigentes Fluorsid in su carcere de Utta in Sardie Scoladas hanno deciso di non rispondere a su Zuzze e sono su direttore Michele Lavagna e sos tecnico Sandro Cossu e Alessio Farci. Su presidente desa regione Sardegna Pigliaru in sa doppio vattu in su sindico de Casteddu Zedda, sos assessore regionale sa ambiente a sa sanità e a industria, su direttore de Sarpas Alessandro Osanna e su sindico di Assemini e Utta Annao chi a pustisi de sus indittor de sus sindicos o considerando puru su pericoli e su pistichinzu prosor cittadinos su una maniande controllos imprusu straordinarios. Sa Confindustria desa Sardegna de mese non de accorda a cropare sa Camera de Commercio di Nugoro che sa e Tattari e procussu è spessande di ammaniare una protesta generale pro difendere l'autonomia de sente nugoresu. Sa proposta de minimare dai Kente Kimba 60 sa Camera de Commercio la fatta sa Union Camere delegata de su governo conforma sas impresas iscrittas. Tocca de firmare in cada maniera in cada sede su piano presentau in Sardie Scoladas dai Union Camere che previditi pezzi docentes camerales in Sardegna, una in Casteddu e una in Tattari, scrivete Roberto Borgnoli, presidente desa Confindustria Nugoresa. Bicheret una protesta compartita su territorio desa politica a cada livello pro amparare l'autonomia desente nugoresu, che ha tottus
calidades, sas professionalidades, prusichira fa che non traballi in autonomia. Sa proposta presentata da Union Camere non si può baiulare, si deve gherrare pro la contrastare. Non piccat in Perù consideru mancus a deroga desa legge e delega chi riconoscete sa particolarità de sos entes chi operano in sas isulas, in territorio de monte e chi impaccasa infrastrutturas chi permittiti a sa Camera de Commerciu de Nugoro de abarrare autonoma. A su presidente Pigliaru, concluiti Bornioli, pedimmusu chi in sa conferenza e Statu Regiones de su 25 de maio vottete pro salvare sa presenza de tres Cameras de Commerciu in Sardigna. Prosa pallacanestro Nugoro si spareggio de Serie D che su una cabauso sapadu in sa gara contra sa Sulcis Spes Sant'Antioco in su campo de Cabras a perdiu in su punteggio de 69-63. So Sulcitanos l'hanno torraus in podda su B in dommo in gara 1 che in su punteggio de 72 che in Bantasese binchende peri gara 2 in sa palestra coni che in su risultato de Chimbanta a Barantasese. Sa gara 3 dunque sa decidiata chi è colava su turno ma preso Sulcitanos non è stata una passizzata casi squadra allenata da Marco Molede e Davide Magia ha fatto viere su chi valete. Sossirbonesa ha vinto su primo quarto provinti a 3 chi 7 punti che sono resistiosa a difendere bene su secondo quarto accabò in favore desa Sulcis Spes pro de che 7 a 3 chi in su terzo quarto su Sulcitano sana causazza hanno accabò 21 a decche chi in 8 punti in prur de Sossirbonese e chi li un bassio sa vinchi dai su billette prosa semifinale e chi in sa basket coral desa Righera a Sonnugoreso spero Lisa Barrata una soddisfazione manna desessere impinnauso pro tutto si stagione.